La Guardia di Finanza di Sibari ha sequestrato beni immobili e mobili del valore di oltre 800.000 euro. I beni sono riconducibili a componenti di due distinte famiglie del Cosentino imparentate tra di loro ed il cui elemento di spicco nel 2008 è stato arrestato poiché ritenuto vicino alla cosca di 'ndrangheta dei Fora Stefano di Cassano allo Ionio. Tra i beni contanti per circa 200.000 euro in banconote sporche. Due giovani dell'estrema destra, Carmelo Laface e Vincenzo Marino, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Digos di Catanzaro per la rissa con esponenti del centro sociale La Riscossa avvenuto il 30 ottobre dello scorso anno e durante la quale un ragazzo del collettivo fu ferito gravemente a coltellate. Un terzo giovane, Salvatore Mazza, ha ricevuto l'obbligo di firma. Complessivamente sono 10 i giovani indagati. Protesta stamani davanti alla stazione di Crotone promossa dagli assessori comunali di Cutro, Carletto Squillace e Antonio Lorenzano per manifestare contro il taglio dei treni a lunga percorrenza. Il sit-in, che ha avuto un'adesione al di sotto delle aspettative dei promotori, era nato dal problema segnalato da un ragazzo diversamente abile di origini cutresi, residente in Emilia-Romagna, che non riesce a venire a trascorrere le vacanze natalizie in Calabria perché non ha trovato servizi alternativi di trasporto pubblico per i diversamente abili. Cosenza chiama, Cosenza risponde. Nasce dalla sinergia fra il comune e i soggetti imprenditoriali privati l'iniziativa Una Mano, progetti cittadini di solidarietà, aiuto e sostegno, presentata questa mattina nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi. A cominciare da queste festività natalizie e per i successivi 12 mesi saranno messe in campo azioni di sostegno per chi vive un disagio sociale, ammalati, bisognosi, anziani, bambini in difficoltà. In particolare la città di Cosenza e il gruppo Desparitalia si accompagneranno insieme lungo un anno intero di manifestazioni solidali.